Nella cattedrale di San Gerlando di Agrigento, il giorno del Sacro Cuore di Gesù, chiamato Festa della Tenerezza dal cardinale Francesco Montenegro, sono stati conferiti i ministeri del lettorato e dell'accolitato agli studenti del quarto e quinto anno del seminario arcivescovile di Agrigento, per mano dello stesso arcivescovo. A ricevere il ministero del lettorato Ignazio Bonsignore, Giuseppe Dispoto, Antonio Gucciardo, Gioacchino La Rocca, Giuseppe Licata e Calogero Sallì, mentre ad aver ricevuto il ministero dell'accolitato Carmelo Burgio, Alessio Caruana, Dario Fasone, Matteo Mantisi e Calogero Putrone. Si tratta di ministeri laici, un tempo chiamati ordini minori, il cui ruolo consiste rispettivamente nella proclamazione della parola per il lettore e di servizio per la preparazione dell'altare e dei vasi sacri, nonché di ministro straordinario della comunione per gli ammalati per l'accolito. I giovani seminaristi sono stati invitati da Don Franco durante l'omelia a tuffarsi nell'amore del Signore ed essere un dono per la comunità, in quanto c'è bisogno di cuori che leggendo la parola facciano sentire a chi ascolta la carezza di Dio e di aiutare i fratelli a scoprire il gusto della partecipazione alla liturgia, divenendo sollecitudine verso i lontani, i poveri e gli ammalati. Altrettante parole di tenerezza sono state proferite al termine della celebrazione eucaristica dal rettore del seminario Don Baldoreina, invitando i novelli ministri della Chiesa a esercitare il proprio ruolo non per senso di dovere, ma sempre e solo con il cuore, continuando ad essere veri, coraggiosi e gioiosi, augurando infine un buon cammino verso la santità.